Sono partiti anche in Veneto i controlli straordinari della Guardia di Finanza per verificare la trasparenza dei prezzi dei carburanti. La guerra in Iran ha fatto salire il prezzo del petrolio a 120 euro al barile. Gli aumenti, come hanno testimoniato anche i rappresentanti di categoria dei benzinai, sono apparsi da subito eccessivi. Il governo ha quindi imposto verifiche di trasparenza. L'intensificazione dei controlli da parte del Corpo della Guardia di Finanza è volta a prevenire ogni forma di distorsione al mercato che possa recare pregiudizio al cittadino e che possa alterare il corretto funzionamento del mercato stesso. La Guardia di Finanza interviene controllando il rispetto delle norme di trasparenza e pubblicità dei prezzi al consumo e del corretto andamento del mercato dell'intera filiera della vendita di prodotti energetici. Controlli a favore dei consumatori per quanto riguarda il prezzo, ma non solo, perché gli uomini delle fiamme gialle, controllando l'intera filiera, vanno a intercettare il carburante immesso illegalmente sul mercato e quello alterato. I controlli sono anche orientati al controllo dei mezzi di trasporto dei prodotti energetici al fine di intercettare eventuali canali illeciti di approvvigionamento. L'invito ai cittadini è quello di segnalare direttamente alla Guardia di Finanza comportamenti e possibili irregolarità. È importante inoltrare qualsiasi segnalazione al numero di pubblica utilità 117, attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.